Servono anche le strade per la ripartenza di Bitti e questo nuovo percorso, ancora temporaneo, è il simbolo di un tentativo di ricominciare. Questa è l'unica strada ora disponibile per le attività produttive che erano rimaste isolate in queste settimane. Da queste parti c'era un ponte, ma la furia del ciclone ha buttato giù tutto, per cui diverse attività artigianali, gli impianti di alcuni marmisti, un panificio e altre aziende si sono ritrovate con gli stabilimenti totalmente isolati e ripartire per loro sarebbe stato impossibile senza l'intervento degli uomini del 5° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Sassari. Questa pista, perché dove sia l'incompletamento Tanti soldati si sono visti in queste settimane per le strade di Bitti, hanno contribuito a ripulire le strade e le case dal fango, hanno bonificato la strada del comune dove si era riversato un intero costone venuto giù dalla montagna che sovrasta il paese, ma in queste settimane hanno fatto anche altri interventi. Questo è uno dei più importanti perché consente alle aziende di ricominciare a lavorare, di poter tirare fuori i materiali, di poter bonificare gli stabilimenti devastati e magari di cominciare a esportare qualcuna delle proprie produzioni.